Presidente Lamento, dei lavori pubblici, la qualità del progetto per il rilancio socio-economico del nostro territorio, un'interessante iniziativa che vede uniti anche altri ordini. Sì, registriamo oggi una tappa importante di un percorso che stiamo seguendo a livello nazionale per promuovere il rilancio della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Il concorso di progettazione è uno strumento importante per raggiungere questo obiettivo e allora il concorso peraltro valorizza la qualità del progetto e valorizza anche la professionalità dei concorrenti, quindi noi lo stiamo lanciando in tutta Italia. Ci siamo però resi conto che talvolta molte stazioni appaltanti non sono in possesso di esperti in materia di organizzazione di concorsi e soprattutto nell'uso di queste piattaforme informatiche in cui i concorsi oramai viaggiano veloci, garantendo qualità e diventando competitivi sia nei costi che nei tempi nei confronti di altre tipologie ordinarie di affidamento. Allora, per colmare questa lacuna stiamo tenendo una serie di corsi proprio sul territorio nazionale per la formazione della figura del coordinatore operativo dei concorsi, una figura che può essere interpretata da un pubblico dipendente nella veste di RUP, ma che può essere anche interpretata da un libero professionista nel ruolo di supporto al RUP, quindi grandi opportunità e nuove opportunità di lavoro. Quella di oggi costituisce la prima tappa siciliana di un percorso finalizzato ad alimentare un elenco di professionisti esperti in concorsi a cui potranno riferire le stazioni appaltanti che saranno interessate in merito. Presidente, un importante corso di aggiornamento dell'Ordine degli Architetti in merito ai lavori pubblici che vede anche la partecipazione di altri ordini. Sì, oggi è un importante evento voluto insieme alla Fondazione Architetti del Mediterraneo, dove vi è la collaborazione di tutta la rete delle professioni tecniche, ma devo ringraziare anche il Comune di Agrigento, la presenza del Sindaco è molto importante nel momento in cui si parla di qualità della progettazione e quindi si parla di sviluppo del nostro territorio, così come devo ringraziare Sicindustria, ANGE e soprattutto Don Giuseppe Pontillo, del direttore dell'Ufficio Beni Ecclesiastici. Oggi l'ho definito vero motore pulsante di questo centro storico, motore pulsante e rigenerante per tutte le iniziative che sta portando in merito. È una giornata importante per i colleghi architetti, per la figura del coordinatore dei concorsi di progettazione, un concorso di progettazione che noi promuoviamo in tutto il territorio perché mette al centro la qualità del progetto e la qualità del progetto attraverso l'intelligenza che hanno i nostri colleghi architetti senza preoccuparsi dei requisiti che potranno essere solo dimostrati a valle e solo dopo aver vinto il concorso di progettazione. Questo è importante perché attraverso la qualità di una progettazione si può parlare di rigenerazione urbana, di rigenerazione del nostro territorio provinciale.